Buonasera, buonasera, bentrovati anche questa settimana in Salus il Medico Risponde, la trasmissione ormai lo sapete benissimo, che abbiamo creato per cercare di colmare tante lacune che possiamo avere in merito alla nostra salute. Sapete molto bene anche che questa trasmissione crea un ponte virtuale con le vostre case, quindi avete la possibilità di entrare direttamente in questo studio, lo potete fare con la voce componendo il numero di telefono 049 848 1998 oppure se non volete spendere la vostra voce avete comunque la possibilità di inviarci domande, questioni da approfondire attraverso gli SMS, in questo caso il numero è il 392 666 0099. E questa sera una puntata decisamente in chiave femminile, parliamo infatti di fibromi uterini, una tematica molto diffusa, immagino che molte delle signore che ci stanno seguendo drizzeranno le antenne adesso perché appunto è un argomento con il quale noi donne ci confrontiamo spesso nel corso della nostra vita. Non vogliamo parlare però in maniera generica di fibromi, ma di una metodica particolare per trattarli. Questa metodica è l'embolizzazione, viene praticata nell'ospedale di Castelfranco Veneto, tra gli altri che in Italia si occupano di questa cosa. Vi presento le persone con le quali andremo ad approfondire allora questa tematica. Si tratta del dottor Sante Tosetto. Dottore, benvenuto. Buonasera. Direttore di ostetricia e ginecologia appunto all'ospedale di Castelfranco Veneto, insieme a lui il dottor Stefano Cesari. Dottore, benvenuto anche a lei. Buonasera. Radiologo interventista all'interno della stessa struttura, un team, diciamo, abbiamo il chirurgo, abbiamo il radiologo che per questo tipo di metodica devono veramente lavorare in sinergia, in perfetta sintonia, possiamo dire così, dottore? Ma direi proprio di sì, perché se non c'è una collaborazione che coinvolge il clinico e il radiologo, non si può ottenere un risultato ottimale. Questa è diciamo, una problematica che coinvolge moltissime donne. Diciamo che sicuramente questo tipo di patologia, i fibromi dell'utero, che poi vengono chiamati anche miomi generalmente o fibroidi a seconda del tipo di nomenclatura, in realtà si tratta dello stesso tipo di patologia. È una patologia comunque estremamente diffusa. Allora, partiamo, magari i nostri ospiti ci hanno portato anche una serie di diapositive, di immagini che ci permettono di leggere letteralmente meglio la problematica. Partiamo con la definizione proprio del fibroma, vediamo che cos'è un fibroma. Con la regia possiamo vedere già la prima diapositiva, ecco qua. Questa è la definizione. Che sembra una cosa difficilissima da capire per noi che non siamo dentro alla materia. È una neoplasia connettivale benigna dell'utero, in realtà, un tumore, chiamiamolo pure così, un tumore benigno che può avere una connotazione diversa in relazione a dove si sviluppa. Andiamo avanti magari anche con le nostre diapositive per leggere anche attraverso le immagini. Vediamo allora dove si possono sviluppare questi fibromi. Tra l'altro la differenza tra fibroma e mioma, per esempio, la terminologia è diversa, da cosa è data? Magari proprio dalla collocazione? Non può proprio, essere? in realtà il fibroma è una neoformazione che si sviluppa prevalentemente con una parte fibrosa, con una cellule fibrose, fibrocellule muscolari, mentre il mioma tendenzialmente ha uno sviluppo con una maggiore quantità di tessuto muscolare. Quindi dipende dalla loro istologia. Sì, ecco, quindi dalla composizione, insomma, del tessuto. Diciamo, del tessuto. L'utero è un organo costituito da una parete esterna, che è il perimetrio, che ha una struttura simile è difficile da dire anche. Il perimetrio, diciamo, è costituito da una mucosa simile al peritoneo, alla stessa natura. Poi c'è una struttura muscolare, che è la parte, diciamo, prevalente dell'utero, e una struttura mucosa interna, che è l'endometrio, cioè la mucosa che regolarmente viene eliminata durante il ciclo mestruale.
I fibromi si possono sviluppare in una di queste tre strutture, quindi ci sono fibromi che si sviluppano all'esterno, prevalentemente all'esterno, e sono i fibromi sottosierosi. I fibromi che si sviluppano nella componente muscolare sono intramurali, e quindi sono i fibromi che raggiungono anche dimensioni molto cospicue. Ci sono poi i fibromi che si possono sviluppare nella parte Più interna, interna. sottomucosi, che in alcune condizioni possono assumere anche una conformazione peduncolata come a crescita proprio interna, e poi ci sono dei fibromi che crescono esclusivamente all'esterno, che possono anche essere peduncolati anche questi ultimi, e quindi che hanno delle connotazioni diverse e quindi anche una sintomatologia completamente Certo, diversa. certo. E quanto sono diffusi questi fibromi? Quanta parte di popolazione vanno a coinvolgere, a colpire? Vediamo se abbiamo In magari linea anche di qualche massima, dato epidemiologico su questo. Vediamo magari la prossima diapositiva mentre continuiamo a chiacchierare. sì, beh, i fibromi sono estremamente diffusi. Diciamo che circa il 30% delle donne prima o poi nella propria vita si trova a confrontarsi con questo tipo di patologia. È una patologia quindi estremamente diffusa. Se intendiamo proprio fibromi espressi come una conformazione nodulare del tessuto, circa il 25-30% delle donne va incontro a questo problema. Poi c'è una componente anche di fibromatosi diffusa che non ha una conformazione nodulare, ma coinvolge tutta la struttura muscolare dell'utero, e quindi può portare comunque a una patologia importante dal punto di vista sintomatico, e che non sono i fibromi veri e propri, ma Certo. che comunque sono, anche questi rappresentano una patologia simile al fibroma. E che in qualche modo magari richiede un trattamento. Ci sono dei, chiamiamoli dei fattori di rischio, degli elementi che vanno a favorire magari lo sviluppo del fibroma? Sicuramente è più diffuso il fibroma nella razza nera. Noi sappiamo che c'è una componente razziale nella diffusione di questo tipo di patologia. La razza nera presenta una maggior frequenza questo tipo di patologia, è più frequente nelle donne che non hanno avuto gravidanze. Eh, Sembra anche che ci sia una componente anche legata alla genetica, perché in Sì. alcune famiglie c'è la madre che ha avuto questo Di tipo di generazione in problema. generazione si vede che c'è Esattamente, questo disturbo, questa certamente. patologia che si ripete. Quindi. E avevo visto anche dei fattori ambientali, se non Sì, sbaglio, legati magari all'alimentazione, mi sembrava di aver visto qualcosa del genere. sì, alcune statistiche parlano anche di un'influenza di alcuni tipi di alimenti, per esempio Cibi troppo cibi troppo raffinati, raffinati, oppure anche la dieta ricca di vegetali, ma sono cose che non hanno che non hanno grande una incidenza. grande. Il Mentre fumo potrebbe invece essere interessante, il fumo sì, sembra che abbia diciamo, un'incidenza. che riduca l'incidenza, come del resto anche l'effetto protettivo dei contraccettivi orali. Quindi la pillola, La pillola riduce. riduce la possibilità che si sviluppi il fibroma o riduce magari anche la dimensione del fibroma una volta che esiste, che è presente nell'utero? Diciamo che riduce la possibilità che si sviluppi Che per si una donna. sviluppi. In realtà non è che poi riduce il volume del Mm. fibroma. Certamente la pillola ha una notevole importanza nel trattamento sintomatico del fibroma, quando è presente. Certo, abbiamo visto allora che ci sono diversi fibromi che si possono, diverse formazioni che possono svilupparsi all'interno dell'utero, vediamo se c'è una classificazione allora anche che esemplifica quello che abbiamo detto in qualche modo. Sì, esattamente, i fibromi possono essere intanto singoli o possono essere multipli, sono appunto, come abbiamo detto, sottosierosi, che possono essere peduncolati oppure infralegamentari, cioè che si sviluppano all'interno dei legamenti uterini, soprattutto nel legamento, del legamento laterale dell'utero. Poi ci sono i fibromi intramurali Che abbiamo o visto prima. interstiziali, i fibromi sottomucosi che si sviluppano verso la cavità endometriale,
che possono essere anche questi sessili o peduncolati. Qualche volta vengono anche espulsi dalla cavità endometriale come fossero partoriti, quando i fibromi sono Ah molto sì? grandi. E Quindi si staccano in qualche modo non è che si proprio? staccano, vengono espulsi dal canale cervicale e poi creano un'emorragia per cui si interviene chirurgicamente. Ho capito. Allora, continuiamo con questa trattazione un po' generica prima di arrivare alla parte più pregnante di questa Tecnica. conversazione. Quando può diventare necessario allora trattare un fibroma? Perché abbiamo capito che ce ne sono di tanti tipi diversi, ma evidentemente non tutti richiedono un intervento di qualsiasi genere. Poi vedremo che possono essere farmacologici, chirurgici oppure legati a trattamenti diversi. Quali sono i sintomi in qualche modo che inducono il chirurgo a decidere che è il caso di intervenire, di non lasciar perdere, di non lasciar correre il fibroma? In linea di massima, il primo motivo per cui una donna si rivolge al medico per il fibroma è perché ha un sanguinamento anomalo. Questa è la cosa più frequente, più evidente, perché quando cominciano ad esserci dei problemi legati ai flussi mestruali abbondanti o a perdita di sangue tra un ciclo e l'altro, la donna si rivolge allo specialista per avere per un Sì, consulto. per capire per quale motivo c'è questa E situazione questo, anomala. E di solito questo porta all'individuazione. può portare all'individuazione di questo problema. Questo è un sintomo molto frequente tra quelli che possono essere legati alla presenza di fibromi. Quando i fibromi raggiungono dimensioni molto cospicue, allora ci possono essere dei sintomi anche legati proprio alla dimensione del fibroma. Quando il fibroma cresce, comincia ad occupare uno spazio, può dare una compressione a livello della vescica, quindi sintomi legati Anche all'incontinenza evidentemente allora oppure no? L'incontinenza può essere presente quando il fibroma è molto grande, Ho quindi capito. impedisce il corretto riempimento della vescica e di conseguenza la vescica viene stimolata dalla presenza del fibroma e quindi Da questa pressione? tende a svuotarsi anche in maniera Ho inconsapevole, capito. involontaria. Però ci possono essere anche delle sintomatologie dolorose legate all'aumento del volume del fibroma, sintomatologie che possono coinvolgere la sfera sessuale, quindi dolori nei rapporti. Possono esserci delle implicazioni anche in relazione alla gravidanza. Quindi in alcuni casi ci possono essere difficoltà di concepimento perché la conformazione, Certo. diciamo, la distorsione della cavità uterina può comportare un impedimento o comunque un ostacolo all'annidamento. Può in alcuni casi, quando il fibroma si sviluppa in sede cornuale, quindi comprimere l'osteo tubarico e quindi impedire anche la gravidanza in Certo. maniera, diciamo, diretta, oppure quando la gravidanza inizia possono esserci dei problemi legati alla presenza dei fibromi, quindi complicanze nel corso della gravidanza, minacce d'aborto. Allora, abbiamo visto questo quadro abbastanza complicato, insomma, ci sono tantissimi elementi che caratterizzano, che denunciano la presenza dei fibromi e possono complicarci la vita. Quando è allora che il chirurgo decide che bisogna intervenire? Abbiamo delineato il quadro dei sintomi. Però uno può vivere benissimo anche con questi sintomi senza che ci sia necessità di intervenire quando si capisce che invece bisogna. Allora, in linea di massima il trattamento va posto in essere quando c'è una sintomatologia. Quindi il fibroma può anche non essere trattato se non è sintomatico, quindi in primo luogo deve esserci una sintomatologia che porta poi di conseguenza anche a un trattamento. Se il fibroma non è molto grande, non dà nessun sintomo, va solo Si sa che seguito, c'è. controllato, quindi con un trattamento di attesa, quindi una sorveglianza clinica per valutare l'eventuale aumento di volume del fibroma che si può avere nel tempo o eventualmente la comparsa di complicanze. E
Certamente quando il fibroma comincia ad essere molto sviluppato e quindi anche se non dà una sintomatologia particolare ma aumenta progressivamente di volume in relazione ai controlli successivi che si eseguono nel tempo, si può porre il problema di un trattamento in quanto la crescita eccessiva comunque comporta anche una difficoltà maggiore nel trattamento, quindi a un certo punto quando si è stabilito che il fibroma continua a crescere, ha preso diciamo così una strada di crescita, di non ritorno, è opportuno mettere in essere un qualche trattamento per ovviare alle difficoltà maggiori che possono sorgere più in là nel tempo. L'età può essere una discriminante nella scelta di intervenire o meno sui fibromi? Certamente, in quanto noi clinici sappiamo che per esempio i fibromi vanno incontro spontaneamente a una riduzione del loro volume dopo la menopausa. Quindi il fatto di trattare una donna in periodo pre o perimenopausale va valutato in relazione alla sintomatologia perché si sa che comunque successivamente quasi certamente c'è una regressione sia del volume sia anche dei sintomi. Allora, abbiamo capito che un fibroma che può essere tenuto sotto controllo e che non porta ad una sintomatologia particolarmente impegnativa o invalidante, perché insomma alla fine potrebbe essere anche così, non viene trattato, lo si segue, lo si tiene sotto controllo, però non c'è la necessità di mettere in atto delle terapie per eliminarlo o per ridurlo. Prima dell'embolizzazione, che strumenti avevate e avete ancora a disposizione per il trattamento dei fibromi? Abbiamo un chirurgo, quindi chiaramente ci sarà una parte chirurgica che vi permette l'intervento, ma non penso sia l'unica. Beh, certamente in primo luogo una terapia medica. Quindi la terapia medica si usano dei farmaci che ovviamente curano il sintomo diciamo del sanguinamento. E qui vediamo proprio la tabella che sta traducendo le sue parole. Sì, il trattamento... Quindi sono gli ormoni? Il trattamento medico è un trattamento prevalentemente ormonale, si può anche usare un trattamento anche, diciamo, usando dei farmaci che aumentano la coagulazione e quindi riducono il sanguinamento come sintomatici, però in realtà il trattamento diciamo, più frequente è un trattamento con farmaci ormonali, dicevamo con all'inizio appunto della progestinici. trasmissione, la pillola Esatto, in questo senso con è terapeutica con la proprio. pillola oppure anche con dei progestinici che sono sempre ormoni femminili. Poi ci sono altri farmaci che hanno un'azione diciamo, più specifica ma che hanno anche degli effetti collaterali per cui vengono usati solo in particolari condizioni, per esempio gli analoghi del GnRH sono farmaci che bloccano il ciclo mestruale, creano una menopausa temporanea, transitoria e hanno un'indicazione nel trattamento delle emorragie importanti con anemizzazione severa e quindi questo al fine di evitare una emotrasfusione di sangue, di consentire un recupero del patrimonio emoglobinico per poter poi arrivare a un trattamento. Perché l'obiettivo alla fine probabilmente è quello chirurgico in questa situazione, cioè si mette a riposo l'utero, si ripristinano condizioni che permettano un intervento che risolve il problema, che elimina il fibroma. Un intervento che elimina il fibroma in condizioni di maggiore sicurezza. Di equilibrio, esatto, in qualche modo. E l'intervento chirurgico che caratteristiche ha? Che tipo di metodiche utilizzate oggi come oggi per intervenire sui fibromi? Beh, anche qua è importante l'età della donna. Diciamo che se la donna è giovane ovviamente si deve conservare l'utero, se la donna è in periodo perimenopausale o premenopausale molto spesso si decide anche per l'asportazione dell'utero, quindi la miomectomia, l'intervento di asportazione del fibroma, può essere eseguito per via laparoscopica oramai, quasi esclusivamente viene fatto per via laparoscopica, per i fibromi che coinvolgono la struttura muscolare dell'utero o che sono sottosierosi, per i fibromi che invece sono a sviluppo sottomucoso interno, quindi l'asportazione viene eseguita mediante isteroscopia, quindi sempre con un altro tipo di trattamento endoscopico,
In alcuni casi, oramai molto rari, si interviene chirurgicamente in maniera tradizionale, ma quindi sono casi molto, molto rari oramai, perché la scelta della laparoscopia o della isteroscopia sono prevalenti. Certo, anche perché sono molto meno invasive, Sono tra molto meno l'altro, invasive, comportano una ripresa della normale molto attività veloce. molto più rapidamente, quindi le complicanze sono anche minori, l'accettabilità è migliore. Allora, noi stiamo per arrivare alla fine del nostro primo blocco. Abbiamo un minuto, dottor Cesari, parlo con lei a questo punto. L'unica cosa che le chiedo è se l'embolizzazione, prima di entrare in pubblicità, poi continuiamo il nostro discorso, se l'embolizzazione diventa allora una tecnica alternativa a queste tradizionali. Allora, l'embolizzazione è una tecnica sicuramente alternativa. Il razionale della tecnica consiste nel togliere l'apporto ematico al tumore benigno, il fibroma. Quindi l'alimentazione del sangue, Del sangue. in qualche modo. Allora, tutti i tessuti umani, compresi i tumori, vivono perché vi arriva il sangue. Noi cerchiamo di togliere l'alimentazione ematica, l'apporto di sangue al fibroma, preservando peraltro quella che è l'irrorazione normale dell'utero, in modo tale da avere una morte selettiva del solo tumore. Quindi lo fate morire di fame. Esatto. In qualche modo. E questo cerchiamo di farlo in un modo che sia semplice, che sia, perché no, economico e che comporti alla paziente meno problematiche di quelle che può comportare l'intervento chirurgico. Allora, in queste pochissime parole abbiamo capito che i vantaggi sono tantissimi. Le signore che ci stanno seguendo sicuramente non possono abbandonare il loro posto, devono rimanere lì, continuare a seguirci perché tra pochissimo vi spiegheremo nel dettaglio quali sono tutti questi vantaggi. Vi aspettiamo. Siamo di nuovo in studio insieme al dottor Sante Tosetto, direttore di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Castelfranco Veneto, con il dottor Stefano Cesari, radiologo e interventista all'interno della stessa struttura. Stiamo parlando di fibromi, adesso abbiamo iniziato a parlare di una tecnica particolare che permette di intervenire su di essi. Questa tecnica è l'embolizzazione. Stanno arrivando i vostri SMS, stanno arrivando anche le telefonate. Prima di rispondere vediamo di far capire meglio di che cosa si tratta. Abbiamo detto che l'embolizzazione in qualche modo fa morire di fame i fibromi perché non permette al sangue di raggiungerli e di alimentarli. Abbiamo anche in questo caso delle diapositive che ci permettono di capire come l'embolizzazione fa a questo punto morire questi fibromi. Allora, la prima cosa da fare è raggiungere il territorio vascolare che alimenta il tumore, le arterie che alimentano il tumore. Questo come avviene? Si porta la paziente in sala angiografica, si esegue un accesso arterioso, una puntura dell'arteria femorale all'inguine. Non credo sia questa l'immagine. Sì, ma andava bene perché mostrava un po' le dimensioni che può raggiungere un tumore. Allora, partiamo dalla diapositiva precedente. Sì, il tumore può essere anche molto grosso, ma questo non ci spaventa entro certi limiti, in quanto noi possiamo appunto ischemizzarlo totalmente. Andiamo pure avanti. Allora, premetto che tutta la procedura viene effettuata sia sotto anestesia locale per quanto riguarda l'accesso arterioso, sia con il controllo del collega anestesista che effettua una analgesia abbastanza profonda per evitare qualsiasi dolore importante alla paziente. Viene fatta una sedazione profonda che evita alla paziente qualsiasi sofferenza importante. Di sentire qualsiasi tipo di fastidio. Allora, nell'immagine a sinistra noi vediamo... È un'immagine angiografica. Il catetere è stato introdotto attraverso l'arteria femorale di destra con una puntura all'inguine destro. Che vediamo nell'immagine. Si ha una prima immagine che è quella panoramica che ci dimostra tutta la situazione vascolare. Sulla vostra destra vi è uno schema che fa vedere come il catetere, tramite una manovra che tecnicamente non vi spiego perché ha poca importanza, viene riportato all'interno dell'arteria uterina. Raggiunta l'arteria uterina, attraverso questo catetere viene introdotto un secondo catetere molto più piccolo, non traumatizzante, e si raggiungono i vasi più vicini al fibroma. Da qui vengono iniettate delle piccole particelle
chiamate embosfere, le quali sono di una dimensione tale da poter occludere i vasi dell'utero, del fibroma, mentre invece sono troppo grandi per poter occludere i vasi propri dell'utero. Cosa succede? Che il sangue non arriva più al fibroma, mentre continua a raggiungere le pareti sane dell'utero. Che era quello che si diceva Esatto. prima, appunto. Quindi si alimenta, si irrora sempre l'utero sano, mentre invece si va a colpire il fibroma. Si colpisce non selettivamente il fibroma, ma tutti i fibromi presenti nell'utero, se ve ne fossero più di uno, come in effetti frequentemente succede. Si effettua questa manovra su un'arteria uterina, quindi si sposta il catetere sull'arteria uterina controlaterale e si prosegue la manovra in modo analogo dall'altro lato. Allora avevamo anche un'altra immagine che è questa. Esatto, qui alla vostra sinistra vi è l'immagine angiografica. Alla fine della procedura si vedono quei grossi vasi, che sono i vasi che portano il sangue all'utero, però non vi è più l'impregnazione del parenchima del tumore, non vi è più l'impregnazione del tumore. Adesso mi spiace perché l'immagine televisiva probabilmente non permette di vedere, ma all'interno di quei vasi vi sono dei piccoli difetti, delle piccole palline che sono proprio le embosfere che si sono depositate e certificano il successo della procedura. Ma queste sfere, perché alla fine sono proprio delle palline piccine, da che cosa sono costituite? Sono delle sfere di un materiale porcino perfettamente compatibile, testate in laboratorio, dopo eventualmente abbiamo anche qui delle diapositive che vedremo più avanti, ma sono state testate da enti molto importanti come la Food and Drug Administration USA, che testimoniano la loro perfetta tollerabilità. Non vi deve essere alcun timore nell'utilizzo di queste sostanze, in quanto ormai è da anni che si usano e si è dimostrato che non danno problemi. Un'altra domanda che mi sta sorgendo abbastanza spontanea: una volta che abbiamo risolto il problema, queste sferette, microsfere, rimangono, spariscono? Che cosa succede? Allora, abbiamo detto che esiste una differenza di calibro tra i vasi che alimentano il tumore e quelli che alimentano l'utero. Noi scegliamo delle embosfere che abbiano una dimensione tale da penetrare all'interno dei vasi del tumore. Qui si depositano, occludono il circolo ematico e li restano, ma non ci interessa più, anzi il fatto che restino garantisce il fatto che il tumore non riceverà più sangue nel futuro. Perfetto, quindi noi manteniamo queste embosfere dentro di noi, non ci danno nessun tipo di fastidio, nessun tipo di disturbo, le tolleriamo e questo in qualche modo è una garanzia che lì non avremo più problemi in qualche maniera. Per procedere con l'utilizzo dell'embolizzazione, ed è una domanda che posso fare a tutte e due, perché chiaramente la paziente prima incontra il chirurgo si confronta con il radiologo, insieme si capisce se una paziente magari ha le caratteristiche per poter affrontare questo tipo di trattamento, le condizioni ideali in qualche modo. Quali sono queste condizioni ideali? Comincio a rispondere io. Sia dal punto di vista tecnico che il dottor Tosetto riceve la paziente, dopo lui vi spiegherà quali sono le condizioni, e la invia al radiologo perché questa la studi con una risonanza nucleare magnetica, qualora il dottor Tosetto, ripeto, o il ginecologo invece sua ne ravveda le condizioni. La paziente deve avere delle condizioni tecniche che siano tali da permettere l'embolizzazione. Dopo parleremo anche eventualmente delle controindicazioni assolute. Comunque insomma, bisogna che il mioma sia localizzato, fibroma, sia localizzato all'interno della parete dell'utero, perché il trattamento di fibromi che non sono localizzati all'interno della parete dell'utero può essere pericoloso. La risonanza ci dimostra se il fibroma è localizzato effettivamente all'interno della parete, cioè intramurale, oppure se è un fibroma peduncolato ma con una base d'impianto molto larga. I fibromi sottomucosi o sottosierosi che non abbiano una larga base d'impianto sono esclusi dal trattamento con embolizzazione. Quindi una delle condizioni di partenza è che sia localizzato in una determinata porzione dell'utero. Certo. E questa è la prima. La prima. Poi bisogna che la risonanza dimostri che non esistono delle patologie, soprattutto delle patologie maligne concomitanti, che escludono la paziente dal trattamento con l'embolizzazione. E dopo la risonanza viene fatta anche per studiare l'anatomia vascolare, perché qualora esistessero delle condizioni vascolari particolari, anastomosi particolari con le arterie ovariche, condizioni che mettono a rischio o mettono in difficoltà eventualmente il radiologo interventista al momento dell'esecuzione dell'esame. Quindi problemi di circolazione in qualche modo? Malformazioni che impediscono la corretta procedura tecnica. Sì. Anche in questo caso la paziente viene scartata. Non si può procedere con l'embolizzazione. Vi interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata, vediamo chi ci sta chiamando. Pronto?
Buonasera, buonasera a voi tutti. Buonasera a lei. Senta, io chiamo da Pordenone, Sì? provincia di Pordenone. Sì? E volevo chiedere un consiglio ai professori, posso? Certo, certo. Ai dottori, Grazie. signora. Buonasera. Grazie della promozione. Buonasera. Professore, io ho 62 anni e praticamente sono andata in menopausa a 50 anni, non ho fatto niente, non ho mai preso niente, non ho avuto né disturbi, niente, un po' di quella che è, insomma, non avendo più l'emistrazione, sa, va in menopausa alle scalmani, diciamo. Sì, sì. No? Le Praticamente vampate. ecco, brava, sì, tipo Veneto le ho detto. Sì, certo. Sì, Ma ci siamo esatto, capiti esatto. perfettamente. Ecco, praticamente, grazie. Sono andata a farmi una visita dal ginecologo e praticamente ha trovato un piccolo fibroma, no? Sì? Niente di particolare, niente di grave, però io faccio caso che quando ho un po' di bruciore mi metto una candeletta e sempre sotto controllo, Sì. oppure mi faccio una lavanda, dopo magari l'indomani mi trovo un po' delle macchiette di sangue. Mm. Io Quindi le lei volevo chiedere. vuol capire se magari è il fibroma Sì, che il dà questo fibroma tipo... c'è, no? Infatti ho fatto tutte le analisi, pap test, Certo. tutto quanto, è tutto normale, no? Sì. Però a me mi risulta questo, ho dei momenti che mi vengono fuori queste macchioline di sangue. Mi Allora, devo preoccupare o devo stare tranquilla? due cose. La prima specifica che faccio sempre ad ogni puntata è che qui siamo ovviamente in uno studio televisivo e anche le indicazioni, le risposte che possono dare i nostri medici vanno prese con questa premessa. Non siamo purtroppo in uno studio medico, quindi anche le opinioni che vengono espresse, i consigli che possono essere dati sono sempre relativi in quanto di impianto televisivo. Non so invece se i dottori hanno bisogno di avere qualche altra informazione dalla signora. A me verrebbe per esempio da chiederle, anche se non si dovrebbe chiedere, quanti anni ha, per esempio. 62. Quanti? 62. 62, giovanissima, giovanissima. Sì. E poi adesso lascio a loro il compito di fare altre domande se avete bisogno di altre indicazioni. Beh, direi che comunque un sanguinamento in menopausa non va mai sottovalutato. Bisognerebbe escludere che ci sia una patologia, perché se sanguina, se ha avuto una perdita ematica in menopausa non è normale, e se questo sanguinamento viene dall'utero, allora è indicato fare un esame, un accertamento che è l'isteroscopia. L'isteroscopia è un esame in cui si valuta la cavità endometriale e l'endometrio, perché se il fibroma che lei ha cresce all'interno della cavità endometriale, quindi all'interno dell'utero, può sanguinare. Diversamente il fibroma che a lei è stato diagnosticato, se dovesse essere intramurale o a crescita esterna all'utero, generalmente non dà un sanguinamento e non è necessario fare un trattamento. Potrebbe esserci magari una concausa, diciamo, il fibroma essere presente senza nessuna sintomatologia e magari esserci una patologia endometriale che va comunque studiata. Quindi un accertamento come quello che lei ha consigliato può permettere di valutare il tipo, la tipologia del fibroma e quindi capire se è questo magari che provoca il sanguinamento, oppure individuare anche qualcos'altro che può dare questo fastidio, queste perdite. Allora, ripetiamo il tipo di indagine che si consiglia alla signora? Sì, la signora presumo che abbia già fatto una ecografia, oltre alla visita. Suggerirei, se ha un sanguinamento genitale, di fare anche una isteroscopia diagnostica. Isteroscopia che è un esame poco invasivo, insomma. È un esame poco invasivo, è un esame ambulatoriale, si esegue in pochi minuti ed è assolutamente
privo di controindicazioni. Sì, infatti è una cosa che possiamo fare senza nessun problema per eliminare qualche dubbio che possiamo avere e per dare una risposta anche a questi sanguinamenti che possono essere del tutto innocui ma hanno bisogno di trovare una loro origine, insomma. Quindi questo è il consiglio che diamo alla signora che ci ha telefonato. Tornerei al discorso dell'anestesia, approfitto anche per rispondere a uno degli sms. Si parlava con l'embolizzazione di questa anestesia a livello locale con una sedazione profonda a cui viene sottoposta la paziente. Uno degli sms poneva questa domanda: l'intervento per eliminare il fibroma viene fatto in anestesia locale? Allora, per l'embolizzazione abbiamo capito che questa è la procedura. Sì, mi permetto Certo. a parte che ringrazio anche il collega anestesista che non è qui presente e collabora con noi. Lo ricordiamo ecco, anche. Che è sempre presente in sala. Allora, ripeto, c'è un'anestesia locale per quello che è l'accesso. Sì. Per quelli che sono i dolori conseguenti all'ischemia del fibroma, che di fatto va incontro a un infarto, l'anestesista tratta con una sedazione profonda che è seguita nelle 24 ore successive da un trattamento antidolorifico abbastanza importante che permette alla signora appunto di sopportare tutti i dolori, non avere grossi dolori, e il giorno dopo, quando ormai le cose sono più tranquille, di poter essere dimessa senza Ecco, anche dolori. questa è una cosa che volevo chiedere, perché nel caso dell'embolizzazione allora un ricovero di 24 ore è previsto, è Il ricovero di 24 ore nella procedura, insomma. è considerato la norma, se non vi sono condizioni particolari. Nella nostra, peraltro non lunghissima esperienza, è stato sempre sufficiente. Potrebbe essere che se ci sono condizioni particolari di sofferenza, di dolore così, di preoccupazione da parte nostra, si possa prolungare per altre 24 ore. Questo nel nostro anno di attività non è mai successo. Quindi massimo 48 ore, nella media state nelle 24 ore per poter permettere al paziente di lasciare l'ospedale, di tornare a casa e di aver risolto il problema dei fibromi. Chiedo un attimo di pazienza alla persona che è al telefono perché vedo che abbiamo un'altra telefonata. Tornando invece alle procedure più tradizionali per il trattamento dei fibromi, che tipo di anestesia è richiesta? Se è richiesta un'anestesia? No, l'anestesia è sempre un'anestesia generale. Nel trattamento chirurgico dei fibromi, sia che si tratti di un trattamento endoscopico per via vaginale, quindi mediante isteroscopia operativa nei fibromi sottomucosi, sia che si tratti di una miomectomia laparoscopica, sia che si tratti di un intervento laparotomico o di una isterectomia, quindi il trattamento in questi casi è sempre mediante anestesia generale. Quindi anche in questo caso si può fare in day hospital o è preferibile trattenere la paziente per 24 ore in ospedale? Nella miomectomia isteroscopica il trattamento è il ricovero di un giorno, quindi in day surgery. Si sta una notte in ospedale e il giorno dopo si può essere dimesse. Mentre nella laparoscopia, nella miomectomia laparoscopica, generalmente almeno 48 ore. Ecco, può esserci un sanguinamento in alcuni casi dopo l'intervento, quindi è opportuno. Quindi in via precauzionale. In via precauzionale può essere necessario un ricovero di 2 giorni, 2-3 giorni, poi dipende anche dalla sintomatologia. In linea di massima direi che 48 ore in più del 70% dei casi, qualche volta qualche giorno in più. Negli interventi diciamo maggiori per via laparotomica ci sono 2 o 3 notti di ricovero, ecco, in linea di massima. Quando poi si parla di isterectomia, anche nella isterectomia ormai la riduzione dei tempi di degenza è molto molto marcata. L'isterectomia viene comunque eseguita per via laparoscopica o per via vaginale, raramente per via laparotomica, e i tempi di degenza sono all'incirca di 48 o 30 Perfetto, 48 abbiamo ore. dimensionato anche questa cosa. So che dobbiamo entrare in pubblicità, prima però sentiamo chi abbiamo al telefono, vediamo che domanda ci deve fare. Pronto? Buonasera, Buonasera. Senta, io sono Silvana, ho 61 anni Sì. e volevo chiedere al dottor Tosetto, che peraltro io conosco bene, se i fibromi possono anche scomparire, perché io 2 anni fa ne avevo con un'ecografia addome completo, ne avevo uno piccolo, e adesso pochi giorni fa l'ho rifatta e non c'è più traccia. Io ho detto ma sarà possibile? Pure la dottoressa ci ha girato intorno e diceva signora no, non c'è niente, non c'è più. Volevo sapere se è possibile. Vediamo se ha bisogno di qualche informazione in più, dottore.
Beh, se il fibroma non era molto grande, dopo la menopausa può anche ridursi e non essere visibile. Diciamo che il limite di diagnostico della ecografia è di circa 6-7 mm, 5 mm. Oramai con gli strumenti che abbiamo a disposizione, diciamo in pochi millimetri, 5-6 mm possono essere già diagnosticati i fibromi. Può essere che sia ridotto talmente tanto che non si possa più che non si vede più, quindi vedere. è possibile, non è scomparso, ecco, non possiamo Diciamo, dire che sia scomparso. ma, scomparso è difficile che proprio scompaia del tutto, Però può rimanere un nucleo fibroso che si è ridotto tantissimo Esatto. sostanzialmente, talmente tanto, come diceva lei, che non è più rilevabile con gli strumenti che si hanno adesso. Quindi mi sembra una buona cosa, per la signora Silvana mi sembra, può capitare, ecco, questa è la risposta, direi. Può capitare che ad indagini successive, proprio grazie a questo periodo così particolare della donna che è la menopausa, alcuni fibromi si riducano fino a non risultare più rilevabili. A questo punto ci fermiamo ancora un attimo e ci ritroviamo tra pochissimo, continuiamo con il discorso dell'embolizzazione. Ultima tranche di programma insieme al dottor Tosetto e al dottor Cesari dell'ospedale di Castelfranco Veneto, con i quali stiamo parlando di miomi, di fibromi, di embolizzazioni in particolare per il loro trattamento. Continuano ad arrivare i vostri sms, approfitto di uno, dottor Cesari in particolare, per fare un po' di ripasso e per dare anche qualche indicazione in più. La signora si rivolge in realtà al dottor Tosetto, dice volevo chiedere se avendo un fibroma sopra l'ovaia sinistra, scrive, di misura 11 x 10 cm, se questo fibroma, chiede, è da togliere, dice che ha 48 anni e che sta andando in menopausa. Allora, intanto abbiamo un'indicazione, fibroma sopra l'ovaio sinistro e dà anche delle misure. Questi due elementi, uno abbiamo già capito che la localizzazione è importante, quindi vediamo se in questo caso permette di procedere con l'embolizzazione, e poi la misura, perché è una domanda che non le ho ancora fatto. Allora, la localizzazione vicino all'ovaio in realtà la signora non è molto precisa, dovrebbe specificare meglio, perché se si tratta di un mioma extrauterino è escluso dall'embolizzazione. Se si tratta di un mioma uterino che per la sua posizione particolare si avvicina all'ovaio non c'è problema, per cui bisognerebbe capire questo. La misura, anche questo è un parametro un po' particolare. Allora, c'è un limite nei fibromi molto grossi. Però in realtà intanto generalmente i mioma non sono unici, per cui quello che importa non è il volume del singolo mioma, ma il volume complessivo di tutti i miomi presenti. Poi non è detto che un mioma sia completamente vascolarizzato, anzi di solito quelli molto grossi sono anche poco vascolarizzati, quindi il giudizio dopo risonanza nucleare magnetica ci permette di capire anche in un mioma molto grosso se in realtà abbia una componente vascolare particolarmente importante, tale da sconsigliare l'intervento tramite embolizzazione, oppure se vi sia una relativa scarsa vascolarizzazione del tumore, per cui anche un mioma di 14-15 cm può essere affrontato con embolizzazione. Diciamo che di solito sopra i 12 cm li guardiamo con un po' più di attenzione, un po' più di difficoltà, però se non si fa la valutazione con risonanza è difficile dare una risposta in base alla sola questione di dimensione. Altra domanda, altro elemento sempre in questa domanda. La signora dice: ho 48 anni e sto andando in menopausa. Questo momento è indicato? Questa è una domanda per il dottor Tosetto. Beh, Dottor Tosetto, allora, i direi... 48 anni e il fatto che sta andando in menopausa, cosa consiglia? Diciamo che le dimensioni del fibroma sono cospicue, quindi è difficile che la signora non abbia una sintomatologia con un fibroma di 12 cm, presumo, perché sì, non dà, probabilmente ha una sintomatologia di tipo compressivo, perché un fibroma di 12 cm è basta che immaginiamo è molto più grande dell'utero. E quindi penso che un trattamento sia necessario. Nel caso in cui non si possa fare l'embolizzazione, eventualmente l'intervento chirurgico in seconda battuta
se non c'è uno spazio per la embolizzazione. Certo. Però ecco, penso che debba essere affrontato. È difficile presumere che possa andare in menopausa e che il fibroma si riduca talmente regredisca tanto come nel caso della telefonata sì. di prima. In questo caso sarà molto difficile. Abbiamo un'altra telefonata a proposito in linea, vediamo chi c'è. Pronto? 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 Sì, buonasera. Buonasera. Senta, io chiamo per mia mamma. Sì? Mia mamma ha avuto un fibroma, ma 30 anni fa è stata operata e le hanno levato praticamente tutto, no? E adesso ha problemi per quanto riguarda la vescica, perdite d'urina. E può essere, mi hanno detto che potrebbe essere anche in seguito appunto a queste operazioni, poi anche l'età immagino. Allora, vediamo se i nostri dottori hanno bisogno di qualche elemento in più. Ribadisco il concetto che siamo dentro ad uno studio televisivo, quindi non ci sono elementi, gli elementi che potreste avere magari in uno studio clinico. Avete bisogno di altre informazioni, dottor Tosetto, per esempio? Beh, diciamo che è necessario in questo caso fare una valutazione clinica perché potrebbe esserci un prolasso associato conseguente all'intervento chirurgico a distanza di tempo. Quindi potrebbe esserci anche dopo 30 anni, potrebbe esserci la correlazione. Potrebbe esserci una correlazione e questo potrebbe anche causare una incontinenza urinaria successiva, come anche potrebbe esserci un'incontinenza urinaria non associata al prolasso ma per problemi vescicali, quindi si imporrebbero alcuni accertamenti, prima di tutto una visita ginecologica e in seconda battuta, se non risulta chiarito il problema, un'indagine urodinamica per fare una valutazione anche della continenza vescicale, quindi sono accertamenti che comunemente si possono svolgere e possono chiarire questi dubbi. Quindi possono definire il quadro. Esattamente, poi c'è la possibilità di fare un trattamento ovviamente perché l'incontinenza urinaria, se è di natura da sforzo, da stress oppure da urgenza, in base al tipo di incontinenza va trattata con una terapia medica, con una fisioterapia oppure con un intervento chirurgico. Ci sono strumenti quindi per poter prima di tutto individuare l'origine del problema e poi per intervenire di conseguenza. Andiamo avanti ancora con gli SMS. Un'altra signora dice di avere 50 anni, di avere un fibroma, le hanno ordinato la pillola, però lei è titubante per l'età e chiede che cosa ne pensate. Beh, non c'è una controindicazione assoluta all'uso della pillola anche a 50 anni. C'è anche un altro tipo di possibilità. Ecco, se c'è una sintomatologia emorragica, per esempio, si può fare un trattamento anche medico di altro tipo. Per esempio, c'è una spirale medicata che contiene un progestinico che risolve molto bene questo tipo di problema, cioè la sintomatologia emorragica. Poi dipende, anche qua bisogna valutare il fibroma, se c'è, quanto grande è e quindi anche di conseguenza. A proposito di embolizzazione, torniamo perché non voglio chiudere la trasmissione senza aver fatto un altro paio di domande. Quali sono le controindicazioni allora a questo punto? Già abbiamo visto la sede può diventare una controindicazione a questo intervento. Abbiamo visto qualche altra indicazione che ci ha dato prima. Facciamo un quadro di quelle che sono le controindicazioni. In realtà controindicazioni non ce ne sono molte. La prima controindicazione sia che sia assente il sintomo, quindi la paziente non necessiti dell'intervento a priori. Dopo, lo stato di gravidanza, una paziente incinta non può andare incontro a un'embolizzazione. Se la paziente ha subito degli interventi vascolari, vi sono delle protesi vascolari che rendono difficoltoso l'accesso radiologico, questo non è possibile. E poi se la paziente ha un'allergia specifica allo iodio. Oppure se nel momento in cui decidiamo di fare il trattamento si ha presente un'infezione, uno stato di infezione. In realtà la più grossa controindicazione è quella che dicevamo prima, bisogna verificare esattamente la posizione. Esatto. La posizione è quella che fa da discriminante, quella che vi permette di dire sì, qui possiamo procedere oppure no, non possiamo procedere. Una volta che si è effettuato questo intervento e la paziente ha superato queste 24 ore senza nessun tipo di problema, anzi prima del decorso, quali sono i vantaggi? In termini proprio tecnici e clinici per una donna? I vantaggi
mi piace far pubblicità alla mia metodica, i vantaggi sono molteplici. Il primo è che è un intervento estremamente più semplice rispetto all'intervento chirurgico, non prevede l'apertura del peritoneo, non prevede cicatrici, non prevede le conseguenze di tutti gli interventi chirurgici. La seconda, il tempo di degenza è estremamente ridotto. Poi teniamo presente che la malattia, il fibroma, è molto spesso una malattia fibromatosa oppure una fibromatosi multipla, mentre con la miomectomia, cioè con la preservazione dell'utero tramite intervento chirurgico, si toglie un fibroma, con l'embolizzazione si embolizzano tutti i fibromi presenti al momento dell'embolizzazione, per cui perché la queste percentuale... sferine vanno dappertutto, Vanno in tutti dove i vasi, riescono ad arrivare? dove i vasi sono più grossi dei normali vasi uterini arrivano e embolizzano. Per cui la percentuale di recidive è sensibilmente più bassa di quella dell'intervento chirurgico. È molto difficile che una donna trattata per embolizzazione debba fare un secondo intervento. Quindi l'ultimo vantaggio in tempi di spending review è il fatto che l'embolizzazione è estremamente più economica, anche se è una procedura comunque complessa e costosa rispetto a quello che è l'intervento chirurgico. Quindi anche ragionando in prospettiva, perché quando si parla di economia si cerca sempre di fare un discorso di ampio raggio e di lunga gittata, in termini di costi per la sanità questo è un tipo di intervento che nel tempo può dare risposte anche in questo senso. Certamente, certamente. Ci sono complicanze che si possono verificare comunque, perché è pur sempre un intervento, quindi... Allora, tutti gli atti medici comportano una percentuale di rischio per quanto bassa. Allora, la complicanza grave accade veramente molto molto raramente. La letteratura parla di complicanze gravi che poi portano all'isterectomia in una percentuale inferiore all'1% dei trattamenti. Vi possono essere dolori, allora la complicanza che c'è sempre, però è quella per cui apposta c'è l'anestesista, è la sindrome dolorosa delle prime 24 ore e questa la conosciamo e la teniamo sotto controllo con l'ausilio dell'anestesista, con l'aiuto dell'anestesista. Certo. Vi possono essere casi di infezione, vi possono essere casi di insuccesso tecnico della procedura e possono esserci casi che portano successivamente all'isterectomia. Tutto questo appunto avviene in una percentuale di casi estremamente bassa. Vi sono degli studi, studi in letteratura che dimostrano che il successo di questa procedura è molto frequente, addirittura superiore per quanto riguarda il controllo dell'emorragia rispetto a quello dell'intervento chirurgico. Un po' diverso il discorso per quello che riguarda i sintomi dovuti alla massa, ovvero sia la massa del fibroma che dà compressioni urinarie, rettali, dolori, si riduce, però si riduce in un tempo di qualche mese. Quindi mentre dopo l'isterectomia la massa non c'è più, chiaramente viene tolta, la paziente che si ricorre all'embolizzazione deve avere pazienza 2 o 3 mesi per sentire un inizio della riduzione della massa. Un inizio per quanto riguarda la massa. Esatto. Abbiamo mezzo minuto, 30 secondi, dottor Tosetto. Una paziente che ha seguito questo tipo di procedura, come viene seguita dopo nel tempo? Beh, deve fare un controllo a distanza di un mese e mezzo dopo la procedura, una prima valutazione anche a distanza di 6 mesi successivi alla procedura per valutare magari con un'ecografia l'inizio di una regressione del fibroma. Generalmente dopo 5-6 mesi si comincia a vedere una riduzione, un cambiamento della struttura del fibroma, certo, che magari non è ancora una riduzione volumetrica, ma però è della composizione proprio della strutturale del fibroma che ecograficamente ha un cambiamento. E poi a distanza di 8 mesi o un anno generalmente noi consigliamo una risonanza di controllo per valutare poi i reali benefici. In questi casi ci si aspetta una riduzione significativa delle dimensioni. La sintomatologia, diciamo, clinica dei flussi mestruali, delle emorragie mestruali e del dolore è abbastanza, si riduce abbastanza rapidamente, diciamo dopo pochi mesi, dopo l'intervento, sono dopo pochi mesi. Diciamo che il sintomo principale, come accennava il dottor Cesari, è il dolore. Ecco, questo per una settimana c'è, si fa una copertura antibiotica, si fa una copertura anche dal punto di vista antitrombotico e analgesico. Questi sono i farmaci che vengono consigliati nella dimissione.
La ripresa poi delle normali occupazioni è abbastanza rapida, diciamo che dopo una settimana generalmente si torna alla vita normale, mentre con l'intervento chirurgico i tempi sono leggermente più lunghi. Sì. Allora, io purtroppo ho solo il tempo per ringraziarvi, quindi grazie davvero al dottor Sante Tosetto, direttore di ostetricia e ginecologia all'ospedale di Castelfranco Veneto, grazie al dottor Stefano Cesari, radiologo interventista all'interno della stessa struttura. È stato molto interessante scoprire questo tipo di procedura, magari avremo occasione di ritornare, di approfondirla, di andare ad indagare nuove opportunità che la chirurgia e la radiologia ci mettono a disposizione proprio per la nostra salute. Grazie quindi per averci fatto compagnia. Grazie a lei. Con voi invece ci rivediamo giovedì prossimo, parleremo di un argomento, ahimè, altrettanto doloroso, temo, anche rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso, è molto popolare perché parleremo di cefalee, di emicranie, di cefalea a grappolo in particolare. Vi aspetto giovedì.